Dottore, conferenza con i sindaci, ha tranquillizzato i sindaci sulla situazione dell'ULSS? Non serviva che li tranquillizzasse, nel senso che ho detto ai sindaci, esistono le schede ospedaliere, esiste un piano sociosanitario regionale, è stato applicato molto bene in questa ULSS, vanno valorizzate le eccellenze, abbiamo ottimi professionisti. Ho spiegato ai sindaci che il mio impegno sarà sui pronti soccorsi, ma che vuol dire rete di pronti soccorsi, 7, 8, 9. Situazioni che vanno migliorate perché ai cittadini bisogna dare delle risposte che non siano troppo lunghe, perché il cittadino ha bisogno ovviamente di avere una risposta veloce e magari poi, se è un codice bianco, tornare il giorno dopo dal suo medico di famiglia. Quindi andremo a rivisitare questo insieme con tutti i 3 primari per fare proprio una rete e dare risposte ai cittadini in tempi più brevi possibili. Per il resto il sociale è una situazione ottima, andremo sempre più a intensificare questo rapporto con i sindaci, abbiamo delle idee per quanto riguarda la psichiatria, per la presa in carico dei pazienti faremo anche il nuovo primario, ma contemporaneamente anche per ridurre sostanzialmente quei casi di suicidio che ci sono stati in questo territorio. Andremo a lavorare sempre di più nella fase di prevenzione, in un rapporto stretto a maglie strette, sindaci, psicologo dell'ULSS e servizi dell'ULSS. Altra cosa importante che andremo a definire ovviamente sono la rete territoriale che va potenziata con le medicine di gruppo e con l'ospedale di comunità. Senta, come sta andando la fusione? Ma qua non stiamo facendo una fusione, stiamo lavorando per fare protocolli comuni nelle 3 ULSS per cercare di uniformare in senso positivo quello che si fa già bene nelle 3 ULSS, quindi le buone pratiche di una vengono portate nell'altra o viceversa, quindi una crescita sostanzialmente delle 3 aziende in modo tale che si possa avere professionisti validi che fanno cose uniche da una parte e dall'altra.